Grazie mille. Cercherò di non essere lungo perché di contenere questa mia chiacchierata sulla sostenibilità e come vedete ho scelto una parola per tutte le stagioni perché si tratta di una parola molto di moda, ma forse anche mal compresa e comunque con significati molto diversi. Anzi, vi dirò subito che la prima ambiguità è proprio nella traduzione italiana della parola sustainability o anche sustainable development. In inglese sustainable vuol dire duraturo, non vuol dire sostenibile, mentre invece la parola italiana sostenibile fa pensare a qualcosa che è tollerabile, che può essere sostenuto da chi, da che cosa. Ma naturalmente in generale si pensa dall'ambiente genericamente. Però vi dico subito che quindi io userò il termine italiano sostenibile, ma nel senso che viene dato nella letteratura internazionale e quindi quello di duraturo. Avevo cercato nel mio libro del 1984, il primo libro di ecologia che ho scritto, di tradurlo con mantenibile, ma ha avuto molto successo. Ora, sommariamente, quindi parlerò appunto di questo fatto dell'ambiguità della parola sostenibile e poi farò una specie di carrellata storica per spiegare come nasce il concetto di sostenibilità e vedrete che il primo concetto che almeno io conosco è quello di prelievo sostenibile ottimo. Poi gli economisti preferiscono parlare di sviluppo sostenibile, gli scienziati ambientali, come me, ecologi, preferiscono parlare di sostenibilità della biosfera e si tratterà quindi di capire come è possibile fare una sintesi. Quindi arriverò alle conclusioni. Quindi sustainable come duraturo, è quindi una parola che in italiano è un po' come fanno gli italiani, per cui adesso narrativa in realtà è un genere letterario. Narrative in inglese vuol dire narrazione, o pensiamo a fiction, che è diventata fiction televisiva, quello in realtà in inglese fiction non è altro che un genere letterario, invece è la narrativa per l'appunto. E quindi fa parte di questo fatto. Ma più in generale, anche se ci manteniamo nell'ambito della letteratura internazionale, sustainability in ogni caso è una parola che appunto ha tanti significati, un po' ambigua, tanto è vero che nel 95 avevo mandato questa lettera alla Ecological Application, una rivista dell'Ecological Society of America. Sostenibilità è un concetto ben definito, sustainability is the well-defined concept. Se andiamo a vedere le definizioni italiane, vedete che la definizione di Wikipedia è relativamente corretta nella prima frase. La sostenibilità è la caratteristica di un processo di uno Stato che può essere mantenuto ad un certo livello indefinitamente. In ambito ambientale, economico e sociale, ecco qui cominciamo ad andare un po'. Essa è il processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, il piano degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali sono tutti in sintonia. The Brave New World, no? Dico nuovo mondo. E valorizzano il potenziale attuale e futuro al fine di fare. Va bene. L'Enciclopedia Treccani dice: nelle scienze ambientali ed economiche condizioni di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Vedremo che questo ripercuote il concetto di sviluppo sustainable development della Commissione Brundtland. Se andiamo all'Istat, l'Istat sostanzialmente si rifà ai 17 obiettivi dello Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, quindi ne dà una definizione operativa in termini di questi 17 obiettivi, in cui tra l'altro io mi permetto di fare notare come ecologo che non c'è la sostenibilità finanziaria, ma chiuso parentesi, cioè la sostenibilità dei mercati finanziari, cioè il fatto che i mercati finanziari, e che mi sembra una cosa importante, però non è stato elencato. Allora, veniamo a questo fatto. Quando nasce il concetto di sostenibilità?
della mia storia, che 50 anni fa ho cominciato a occuparmi di ecologia, ma non si parlava ancora di sustainability, però già si parlava di prelievo ottimo sostenibile. Perché? Perché se andiamo a vedere soprattutto le risorse biologiche marine, era già chiaro intorno agli anni 20, agli anni 30 del secolo scorso, il declino, il crollo di molte delle risorse ittiche, delle risorse pescherecce, o più in generale anche come vedete, dei mammiferi marini. Vedete lì un esempio, merluzzo dell'Atlantico, crollo intorno agli anni, questo dunque gli anni 60, ma se invece andate alla ringa di Hokkaido il crollo era già intorno all'inizio del 1900. Lì vedete la sardina del Pacifico, quindi crollo intorno al 1930. Crollo dico nel senso che si raggiunge un picco e poi c'è un decremento. Se andate a vedere il crollo di whaling, della cattura soprattutto di balenottere, ricordo che la balenottera azzurra è il più grande animale che ci sia sulla Terra, e vedete che a parte la seconda guerra mondiale poi c'è stato prima il crollo appunto della balenottera azzurra, poi seguito dal crollo della balenottera comune, che è circa la metà di quella azzurra, e poi di varie altre e così via. Quindi questa idea che ci fosse un problema di eccessivo sfruttamento delle risorse era già presente addirittura nella prima metà del secolo scorso. Allora perché avete questo crollo? Questo direi che si capisce subito bene andando a vedere proprio un altro caso, che è la cattura del salmone dell'Alaska. Vedete che anche qui l'andamento delle catture totali prima cresce e poi decresce. Naturalmente uno potrebbe dire, ma decresce perché magari non c'è più interesse nel pescare il salmone, perché non vengono più investiti capitali, manodopera, eccetera, eccetera, nella pesca. No, non è così. Se voi andate a vedere il numero di questi pescherecci che pescavano il salmone, vedete che ce n'erano circa 1000 intorno al 1900, intorno al 1960, questa è una scala logaritmica, ce ne sono 10.000, ma se andate a vedere quindi quanto catturano nel 1900 e nel 1960, vedete che la cattura è circa uguale, il che vuol dire che con un sforzo di pesca, come si dice, che è decuplicato, però la cattura è diminuita. Quindi se andiamo a vedere la cattura di pescherecci, vedete che si pescavano circa 10.000 salmoni nel 1910 con un peschereccio, tra l'altro con tecnologie molto anche più primitive, diciamo così, e se ne catturano praticamente 1000 nel 1960. Allora questo è un problema che ha naturalmente fatto capire che c'è un eccessivo sfruttamento, perché che cosa vuol dire? Gli economisti dicono che c'è un'esternalità, quando? Ma in generale voi avete manodopera e capitale investito, sforzo, e voi vi aspettate che la produzione di un bene sia sempre crescente, insomma non vi aspettate che investendo più capitale, investendo più manodopera, la produzione per esempio di scarpe o di frigoriferi sia decrescente, ma nel caso invece di questi beni la produzione è decrescente. Perché? Perché c'è un'esternalità, come dicono, qui sicuramente sono anche degli economisti. Quali sono le esternalità? Beh, sono quanto bene è presente in fondo al mare. Quanto voi catturate dipende da quanto voi investiate nella produzione di questo capitale, ma se è una risorsa naturale dovete avere anche questa risorsa naturale. Quindi queste risorse sono state sovrasfruttate. Qui avete un'idea dell'andamento, tra l'altro, nel mondo. Vedete che praticamente più della metà delle fisheries mondiali sono o collassate o sovrasfruttate. E vedete qui un andamento addirittura, questo qui è l'andamento dello sforzo globale, vabbè, le statistiche fin verso poco oltre il 2000, in termini di quanta potenza viene impiegata, che è un buon indicatore naturalmente. Quanta potenza avete nel motore, è chiaro che maggiore la potenza che avete nel motore di pescherecci e tanto maggiore lo sforzo. E qui vedete che l'andamento di crescita è sostanzialmente esponenziale, ok? Ma le catture praticamente sono giunte al massimo mondiale nel 1980. Quindi avete questo fatto.
manodopera, capitale investito, sforzo, produzione però sostenibile di biomassa. Sostenibile vuol dire questo, cioè già duratura. È chiaro che potete fare delle operazioni di predazione, avete una risorsa mai sfruttata, andate lì con una marea di capitale, portate via tutto quello che c'è, ma dopo però non c'è più niente, di duraturo non c'è nulla. Quindi il duraturo, la produzione sostenibile di biomassa tendenzialmente ha un andamento crescente e poi decrescente. Quindi, prima concetto, e questo concetto come vedremo risale addirittura all'inizio dello secolo scorso, è quello di dire, beh, forse ci conviene ridurre questo sforzo e semmai massimizzare il prelievo, massimizzare la produzione di biomassa. Quindi vedete che avete già il concetto di sustainable, di duraturo e di massima e di ottimizzazione in qualche maniera. A chi è che è dovuto questo concetto? Beh, questo concetto è dovuto a questo signore, Fyodor Ilyich Baranov, 1918. Con la sua famosa Catch Equation, e questo concetto permea poi anche la letteratura, soprattutto la letteratura inglese. Viene tradotto finalmente questo articolo fondamentale e intorno al 1930-1940, quindi si comincia a affermare questa idea del massimo prelievo sostenibile, della sostenibilità delle produzioni di risorse di pesca. Naturalmente però poi immediatamente entra in gioco il fatto, un momento, ma la massima produzione di biomassa non è detto che sia la cosa migliore da fare. Un economista direbbe no, momento, calma, dobbiamo considerare costi, per esempio. Allora, l'articolo fondamentale che in qualche maniera affronta il problema proprio la teoria economica di una common property resource, the fishery, ma Scott Gordon, grande economista, e questo secondo me è uno degli articoli fondamentali dell'economia ambientale, 1954, lo dice lui stesso. Credo tuttavia che, sto parlando di fishery, ma in realtà questa mia teoria si applica a tutte le risorse naturali che siano possedute in comune e che siano sfruttate sotto condizioni di competizione individualistica. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste risorse in molto caso non sono regolamentate e quindi l'accesso è libero, l'accesso è aperto, quindi avete una miriade di operatori economici che sono in competizione tra di loro. Che cosa dice molto semplicemente la teoria di Scott Gordon? Dice, beh, introduciamo molto semplicemente un prezzo, prezzi e costi. Vendo la biomassa e quindi ad un certo prezzo, quindi ho dei certi ricavi, ma manodopera, naviglio e così via costano, quindi il costo cresce con lo sforzo peschereccio. D'altra parte però i ricavi prima crescono poi decrescono perché la produzione di massa è prima crescente poi decrescente. Stiamo parlando tutte di cose che sono sustainable, che sono durevoli, produzione duratura nel tempo, ricavi duraturi nel tempo, costi che ci sono comunque, perché i costi comunque sono quelli che... Allora qual è l'idea di Scott Gordon? L'idea di Scott Gordon è questa: guardate, in condizioni di competizione individualistica di accesso aperto, che cosa succede? Finché c'è da guadagnare, finché la differenza tra ricavi e costi è positiva, c'è tendenza, siccome l'accesso è aperto, a nuovi operatori economici di entrare. Se invece per caso il beneficio, la differenza tra ricavi e costi fosse negativa, vuol dire che almeno qualcuno ci perde. Tenete conto che questi sono ricavi e costi totali, tutta l'attività economica. Quindi Scott Gordon dice la tendenza sarà andare verso questa condizione. Questa condizione viene chiamata di equilibrio bioeconomico, situazione non regolamentata ad accesso aperto, ed è una condizione che è di sovrasfruttamento biologico, perché siamo al di là del massimo prelievo sostenibile, che garantisce, volete, massima produzione di biomassa, massimi ricavi. Ma siamo in condizione in cui per la nazione non viene prodotto nulla, il beneficio, differenza tra ricavi e costi, è nullo.
per quelli di voi che hanno una background economico, dico subito che naturalmente i costi vanno intesi come costi opportunità, cioè come costi reali più costi di non intraprendere attività alternative. Vuol dire che questo settore economico, che ci sia o che non ci sia per la nazione, non fa differenza, non reca beneficio sostanzialmente alla nazione. Quindi l'idea di Scott Gordon è quella: dobbiamo regolamentare e cercare di diminuire lo sforzo, ma addirittura l'ottimo economico regolamentato è quello che dà il massimo beneficio economico, massima differenza tra ricavi e costi, e in molti casi addirittura minore di quello che è il vecchio concetto di massimo prelievo sostenibile. Questo problema è anche noto spesso come tragedia dei beni comuni, The Tragedy of the Commons, il famoso altro articolo di Garrett Hardin nel 1968, però chi ha veramente dato il contributo fondamentale è stato appunto Scott Gordon nel 1954, un articolo bellissimo tra l'altro da leggere. Però naturalmente questo fa riferimento un pochino, se volete, alle risorse naturali, spesso con riferimento per l'appunto alle risorse biologiche marine. Ma è chiaro che poi man mano che si procedeva nel Novecento venivano fuori sempre nuovi problemi e prima di tutto naturalmente è chiaro il driver demografico. Qui vi riporto gli andamenti demografici. Mi interessa anche farvi vedere una cosa. Le proiezioni demografiche del 1995 sono lì riportate in blu. Erano corrette. Ci si è meravigliati, mi sembra qualche tempo fa, che siamo arrivati ad 8 miliardi. Sì, ma era stato già previsto nel 1995 dai demografi, quindi i demografi avevano già fatto il loro dovere. Però è chiaro che questo è un problema che ha cominciato a farci riflettere e naturalmente con tutti i problemi dell'urbanizzazione, con i problemi che le popolazioni erano giovani, con una piramide, con molti giovani, pochi vecchi, si stanno invece dirigendo verso una piramide in cui abbiamo molti anziani, quindi con tutti i problemi legati alle pensioni, legati all'assistenza sanitaria e così via. A questi driver se ne sono poi tutti questi impatti, è venuto chiaro che ce ne sono tantissimi altri. Qui vedete di nuovo la questione della cattura proprio delle risorse biologiche marine. Guardate che porzione ormai viene prodotta con l'acquacultura, sostanzialmente questa, però l'acquacultura costa, l'acquacultura inquina, l'acquacultura non è un servizio gratis, mentre invece la ringa, il merluzzo ci vengono fornite in qualche maniera gratis. Si tratta di raccogliere e di raccogliere con criterio. Il cambiamento di uso del suolo è forse una delle cose fondamentali. Guardate qua, attraverso il telerilevamento satellitare, iniziato, vi ricordo, per motivi militari, ma poi passato in uso civili, ormai dal 1970 abbiamo un'idea di come si sta evolvendo la superficie della Terra. E il cambiamento di uso del suolo è proprio uno... Vediamo se parte il mio video. Sì. No, non è partito il video. Vediamo se riesco a farlo partire. No. E dai, perché prima funzionava. Ecco, adesso stiamo andando. Ok. Allora questo vi fa vedere a partire da immagini della... Vediamo. Una zona della foresta amazzonica. Partiamo 1975, avevamo già il rilevamento, come vedete praticamente la foresta è integra, 1979-80, si comincia a vedere qualcosa, hanno costruito delle strade, dalle strade partono altre strade, si va a pettine. No, cosa è successo?
Scusatemi, ma sul mio computer funziona perfettamente. Mi scuso per voi per questo problema tecnico. L'abbiamo provato prima, con il tecnico. Vediamo. Mirabiglie nella tecnica. Scusate. Sì, tenete conto della foresta amazzonica, storicamente ogni anno scompariva una regione grande circa come il Trentino. E qui avete un'idea quindi dell'urbanizzazione. Qua purtroppo si è fermato nel 1990, non capisco perché non vada avanti. Ma niente, guardate, rinunciamo, comunque credo, mi scuso con voi, purtroppo sul mio computer funziona perfettamente. Ecco. Naturalmente l'altro grande driver sono i gas serra, la produzione di gas serra. Qui vedete l'aumento della CO2, ma anche di tutti gli altri gas serra, metano, protossido d'azoto, e vedete proprio l'incremento stratosferico che c'è a partire dalla rivoluzione industriale sostanzialmente. Quindi, e anche qui mi permetto di dire che le proiezioni climatiche che venivano fatte erano corrette. Qui vedete le proiezioni del 2001, non c'è da meravigliarsi, quindi adesso che siamo arrivati a oltre 400 parti per milione di CO2, perché i climatologi l'avevano previsto, quindi diciamo la scienza aveva fatto la sua parte. Quindi naturalmente con l'aumento della temperatura, e questi sono gli ultimi dati a disposizione. Vedendo quindi tutti questi erano problemi che ormai erano arrivati all'attenzione mondiale e quindi che hanno cominciato a far sorgere dei campanelli d'allarme. Il primo concetto che vogliamo esplorare di sostenibilità è sviluppo sostenibile. In realtà dovremmo dire sviluppo duraturo. La Commissione Brundtland, a cui si rifà in qualche maniera, se vi ricordate, la definizione dell'enciclopedia Treccani, definì sviluppo duraturo come sviluppo che soddisfa i bisogni, non i desideri, i bisogni, sia ben chiaro, casa, salute, cibo, del presente, senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i loro propri bisogni. Questa è l'idea. Però vi dico subito che uno dice, va bene, ma l'idea stessa di sviluppo può essere visto sviluppo sostenibile, come deve essere duraturo, ma deve essere uno sviluppo, un ossimoro. Il concetto di sviluppo di solito è associato all'idea di una crescita illimitata, in qualche maniera, mentre il concetto di sostenibilità, di durevolezza, di mantenibilità fa riferimento alla capacità finita, limitata della Terra. La Terra, quanto sia grande, ma sempre limitata è, e le proiezioni demografiche ci fanno capire che non è così, non è illimitata. Quindi sono state poi tentate altre definizioni più generali di sostenibilità, e quindi in particolare i biologi o gli ecologi hanno tentato di dire, vabbè, sostenibilità, migliorare la qualità della vita umana, ma senza superare i limiti imposti dalla capacità portante degli ecosistemi che supportano la vita dell'uomo. Vediamo un pochino, quindi, di vedere queste cose. Intorno agli anni 2000, quindi su questa idea non dello
sviluppo sostenibile, ma della sostenibilità della biosfera, si sviluppano quindi le agende. E qui vedete un'agenda dell'Ecological Society of America, però vedete anche due frasi che io ho estrapolato, nonostante che l'esatto significato di sostenibilità sia dibattuto nel 1990, noi usiamo nel termine per implicare, per significare tutte quelle pratiche di gestione che non degradino i sistemi sfruttati o i sistemi adiacenti. Devo dire, non è che anche questa sia chiarissima come definizione. E poi più sotto c'è un'altra frase: la sostenibilità implica standard di consumo che siano all'interno dei limiti della possibilità ecologica e a cui tutti possono aspirare. Insomma, capite perché io nel 95 dissi: ma sustainability, is it a well-defined concept? La sostenibilità è un concetto ben definito? E la mia risposta era stata no, non tanto. Allora, analizziamo un po' meglio sviluppo sostenibile e le prospettive di un economista, perché questo economista, vedete che è un testo di Sustainable Environmental Economics and Management, dice: sviluppo sostenibile è lo sviluppo economico può essere definito in maniera ristretta in termini tradizionali come prodotto interno lordo pro capite, oppure come consumo reale pro capite. E vabbè, poi alternativamente possiamo anche modificare questo prodotto interno lordo pro capite e aggiungere altri indicatori di welfare. Però, come vedete, qui l'accento è sempre comunque sul prodotto interno lordo. Mi permetto di ricordare che il prodotto interno lordo è un flusso, cioè quanto viene prodotto ogni anno in termini di produzione nazionale. Okay? L'economista però forse più famoso che si è occupato di sostenibilità è Bob Solow, premio Nobel nell'87 per l'economia, che ha proprio scritto dei saggi sulla sostenibilità, e lui invece ha posto l'accento non su un flusso ma sul capitale, perché ha detto: lo sviluppo è sostenibile se non consuma i beni capitali di un paese che costituiscono la base delle sue risorse, e lui distingue 4 tipi di capitali: capitali in manufatti, merci, edifici, infrastruttura; capitale naturale, risorse, servizi naturali, foreste, stock ittici, eccetera; il capitale umano, la manodopera, perché senza la manodopera forse avremmo sostituito i robot, ma per adesso serve la manodopera umana; e poi il capitale culturale, attesa di vita, istruzioni, beni culturali. Solo è il sostenitore della cosiddetta sostenibilità debole. L'idea è questa: bisogna mantenere la somma di questi capitali costante, però questo vedremo che implica una sostituzione perfetta tra i diversi tipi di capitale, cosa che è dibattibile, e lo vediamo subito, perché in un suo famoso capitolo, tra l'altro una conferenza tenuta a Woods Hole degli oceanografi, e dice: è perfettamente sensato di insistere che alcuni assets, che alcuni capitali, che alcune risorse sono certamente uniche e non sostituibili e dovrebbero essere preservate per le loro proprietà. E fa l'esempio, però francamente sono degli esempi un po' centrati su, dice Yosemite, il Lincoln Memorial, vabbè, ma insomma, ok, vogliamo bene al parco di Yosemite, però se anche non ci fosse il parco di Yosemite sarebbe un problema per gli americani, ma non forse per il mondo. E poi dice una frase che a me francamente sta un po' dura: la maggior parte delle routine natural resources, allora le routine natural resources però sono le fisheries, sono le foreste, eccetera, eccetera, sono desiderabili per quello che fanno, non per quello che sono. E se dobbiamo definire la sostenibilità con un obbligo a lasciare il mondo così come l'abbiamo trovato, penso che questo siano solo chiacchiere. Beh, in questo sono d'accordo con lui, non possiamo pensare che lasciamo il mondo esattamente come l'abbiamo trovato. Ma qual è il problema fondamentale, soprattutto per un ecologo come me?
Gli ecosistemi forniscono questi servizi perché ci sono, they do because they are. La faccenda è questa. Tutti i servizi che forniscono, li forniscono gratuitamente, di supporto, di fornitura, di regolazione, tutti i servizi culturali, perché hanno anche un valore estetico, spirituale, ricreativo, cui noi diamo valore come uomini, li fanno perché ci sono. Nel momento in cui non ci fossero, questi servizi non li farebbero più. L'esempio più importante, guardate, è proprio legato al cambiamento climatico. Noi emettiamo gas serra, questi gas serra implicano naturalmente un aumento della temperatura, una variazione comunque poi del regime idrologico, delle precipitazioni e quindi tutte cose che impattano sulla nostra vita. Ma tenete presente che di queste emissioni di gas serra, di cui circa il 90% è dovuto a bruciare combustibili fossili, ma circa un 10% è dovuto al fatto che vengono distrutte e bruciate foreste per fare posto all'agricoltura, però più del 50% vengono mitigate dalla presenza di oceani e di foreste. Se non ci fossero gli ecosistemi oceanici, se ci fossero gli ecosistemi di foreste con la loro attività di fotosintesi, di assorbimento del carbonio, noi ci troveremo ad avere un aumento più che doppio dei flussi di gas serra che ogni anno vanno ad aumentare la concentrazione. E quindi, ma finché ci sono, fanno i loro servizi. Nel momento in cui gli ecosistemi oceanici terrestri venissero gravemente compromessi, non farebbero neanche più questo servizio. E quindi questo è fondamentale. Ecco perché molta parte dell'economia cosiddetta economia ecologica sostiene un concetto di sostenibilità forte, nel senso che ci sono una certa quota di beni capitali naturali che devono essere mantenuti a tutti i costi, non può essere sostituito, deve venire mantenuto inalterato nel tempo. C'è però per me un ulteriore problema della definizione di solo, sostenibilità debole versus sostenibilità forte. Solo parla comunque di somma dei capitali, capitale naturale, capitale umano, eccetera. Ma voi potete fare una somma di qualcosa che venga misurato con le stesse unità di misura. Ora, naturalmente, la tendenza, ovviamente nel mondo dell'economia, è quello di usare la moneta, di monetizzare, che vuol dire che voi potete diminuire il capitale naturale, aumentare il capitale umano, ma come fate a dire che sono stati sostituiti comunque questa parte del capitale naturale al capitale umano? Solo se date un valore monetario al capitale umano. Ma potete sempre dare questo valore monetario? La risposta è no. Per esempio, per i servizi degli ecosistemi è facile dare un valore monetario a tutti i sistemi di fornitura. Per esempio, potete dire gli stock ittici vengono venduti a un certo prezzo, eccetera, eccetera, ma tutti gli altri servizi, e già era stato fatto notare, non hanno un mercato, per esempio. Questo aveva già fatto notare Samuelson, tutti l'aria che respiriamo, l'ossigeno che c'è nell'atmosfera, e tutte le cose di cui fruiamo, ma non hanno un mercato, per fortuna, sono beni comuni, sono beni. E quindi questo problema della monetizzazione, quindi della sostituzione perfetta, è uno degli altri problemi. In realtà, quindi, non c'è niente da fare. La sostenibilità va misurata come? Va misurata tenendo conto che dobbiamo fare dei compromessi tra vari tipi di esigenze, i quali però verranno misurati ciascuno con la loro propria unità di misura. Quindi tutto ciò che sarà possibile tradurre economicamente e monetariamente verrà tradotto monetariamente, ma tutto ciò che per esempio riguarda l'ambiente in molti casi va lasciato nelle sue unità di misura. E naturalmente il problema quindi è quello di trovare un compromesso tra tutte queste esigenze. E quindi sono stati proposti diversi anche indicatori per le dimensioni della sostenibilità. Noi scienziati abbiamo la tendenza sempre a vedere tutto, a vedere tutti i dettagli. Naturalmente però alla fine bisogna un po' anche riassumere e arrivare a degli indicatori.
Abbiamo visto perché? Perché bisogna tenere conto che appunto la sostenibilità deve tenere conto del fatto che gli aspetti economici, gli aspetti sociali, perché faccio notare anche gli aspetti sociali non sono facilmente monetizzabili, gli aspetti ambientali interagiscono fortemente tra di loro, il driver demografico influenza naturalmente l'andamento dell'economia, ma influenza anche il consumo di risorse, quindi influenza gli ecosistemi, ma gli ecosistemi forniscono dei servizi, quindi se questi servizi vengono meno bisogna sostituirli pagando. Quindi il sistema è estremamente complesso. Vediamo alcuni indicatori. Naturalmente l'indicatore principe che veniva indicato, se vi ricordate a un certo punto, è il prodotto interno lordo pro capite. Vedete come il prodotto lordo interno pro capite è andato comunque aumentando. Naturalmente questo prodotto interno lordo è misurato in dollari, qui in questo caso dollari del 2011, nel senso che dovete togliere l'inflazione. Domanda, è un buon indicatore questo di sostenibilità? Ma se ci rifacciamo alla teoria, anche questo di un famoso economista, di Kuznets, anzi gli inglesi dicono Kuznets, però io sono sicuro che essendo ebreo-russo la pronuncia sia Kuznets o qualcosa del genere, Kuznets. E l'idea di Kuznets era questa. Beh, se facciamo aumentare il prodotto interno lordo pro capite, per esempio, la diseguaglianza dei redditi, che se volete è un indicatore sociale, che non viene riflesso nel prodotto interno lordo pro capite, perché questa è una media, diminuirà. È vero questo? No, guardate. Questo qui è fino agli anni 80 era abbastanza vero, ma vedete che c'è stato un minimo di disuguaglianza sociale, poi un aumento di disuguaglianza sociale. Questo nei paesi di lingua inglese, questo in Giappone e in Europa. E se vedete l'indice di Gini, per inciso mi permetto di dire, dovremmo ricordarci di Gini, è uno dei tanti scienziati italiani dimenticati, perché il suo indice di disuguaglianza è Gini's coefficient, è conosciuto in tutto il mondo ed è andato aumentando, come vedete. Quindi la diseguaglianza sociale è andata aumentando, il prodotto interno lordo pro capite, quindi non ha portato a un miglioramento della sostenibilità sociale, a quello che vediamo. Qualcuno ha anche tentato di dire, ma la teoria di Kuznets si può applicare anche all'ambiente, e dicendo, nel senso, va bene, insomma, le nazioni più diventano ricche, meno inquineranno. Credo che questo sia l'unico esempio che sia stato fatto, che è quello della biossido di zolfo, le emissioni di biossido di zolfo pro capite. Effettivamente i paesi che hanno un prodotto interno lordo pro capite hanno una emissione di biossido di zolfo minore, ma è l'unico che ho trovato. E andiamo a vedere per esempio in termini di riscaldamento globale. È vero che le nazioni che hanno un prodotto interno lordo pro capite emettono meno gas serra? Risposta no. Come vedete l'andamento tendenziale è un aumento a crescere, ok? Naturalmente più i paesi sono ricchi, hanno un prodotto interno pro capite e più emettono gas serra. Però questa stessa figura ci permette di far vedere una cosa molto importante. Possono esistere comportamenti virtuosi. Guardate la differenza tra, non dico gli Stati Uniti, ma lo so, il Kuwait e la Svezia. Allora, il prodotto interno lordo pro capite è circa uguale, ma le emissioni di gas serra della Svezia, come vedete, sono un quinto o meno di un quinto di quelle del Kuwait. Quindi vuol dire che è possibile un cammino virtuoso, è possibile avere un compromesso tra le esigenze di aumentare in qualche maniera la ricchezza misurata tradizionalmente col prodotto interno lordo pro capite e le esigenze di tipo ambientale. Gli ecologi hanno naturalmente cercato di lanciare anche loro i loro indicatori.
Una molto usata, la cosiddetta impronta ecologica, introdotta da Wackernagel e Ries nel 1996, è la superficie di territorio, terra e acqua ecologicamente produttivo necessario per fornire tutte le risorse di energia e materia consumate da una popolazione, assorbire tutti gli scarti, eccetera, eccetera. Ora, quello che si vede è che in realtà in tutti i paesi, soprattutto in paesi ricchi, questa impronta ecologica è largamente superiore quindi l'Italia ha un'impronta ecologica di 4,8 ettari e la biocapacità della terra, se voi fate tutte le cose, dovrebbe essere di 2,1. Gli Emirati Arabi hanno 9,5 ettari per persona e così via. Ci sono delle critiche che possono essere fatte, io stesso ne farei, nel senso che lo stesso territorio, per esempio, può venire utilizzato per produrre diverse cose, quindi è un pochino da prendersi con le pinze. Però ancora una volta, se guardate l'impronta ecologica versus il PIL pro capite, vedete che aumenta il PIL, ma aumenta anche l'impronta ecologica, quindi dobbiamo trovare anche qua un compromesso. Sono stati poi fatti anche, per esempio, dall'ONU indici di sviluppo sociale. Uno molto utilizzato è il Social Progress Index. Questi sono degli indicatori che mettono al loro interno dei sottoindicatori che vanno a misurare salute, cultura, benessere e che in qualche maniera quindi riporta un unico indicatore. Anche qua avete l'andamento prodotto interno lordo pro capite e indicatori sociali. Anche qui vedete che c'è una tendenza ad aumentare, però vedete già qui una tendenza alla saturazione in qualche maniera. Cioè non è sempre vero che poi un aumento del prodotto interno lordo pro capite porti a differenze sostanziali nell'indice di progresso sociale. E se andiamo a vedere indici di progresso sociale e impatti ambientali, qui in termini di impronta ecologica e sviluppo misurato secondo, ancora una volta, vediamo quelli che in inglese chiamano un trade-off. Se voglio avere impronta ecologica bassa, sì, ho impronta ecologica bassa, ma soprattutto nei paesi dove gli indici di sviluppo sociale sono bassi. E quindi questo. Va bene. Conclusione. Credo di aver fatto una grande confusione della vostra mente, ma penso che questo vi dia un'idea come quando si parli di politiche di sostenibilità, e molto spesso se ne parla, politiche di resilienza, transizione ecologica, questo mi sta un po' sullo stomaco perché in tutto il resto dell'Europa si parla di transizione verde, transizione ecologica. Non mi piace proprio perché l'ecologia è una scienza, non è un'aspirazione vaga. Però questo vi dà un'idea che quindi quando si parla di politiche di sostenibilità vuol dire tutto e nulla. Nel senso che bisognerebbe chiarire ancora una volta che cosa uno vuole ottenere esattamente. È chiaro che il nostro pianeta deve fronteggiare delle sfide incredibili. È chiaro che sono necessari dei compromessi. Però l'indicazione che io do anche come perché sono un ecologo, quindi sono un professore di biologia ormai, ma la mia formazione originaria è di ingegnere. I mezzi per fronteggiare però alcune cose ci sono. Vi faccio vedere una cosa. 50 anni fa produrre 1 kilowatt col solare costava $100. Adesso costa 38 centesimi. Okay? Quando si è investito finalmente nella ricerca per produrre energia in maniera più sostenibile, mi permetto di ricordarti, ad Einstein il premio Nobel è stato dato per aver scoperto le leggi dell'effetto fotoelettrico. Molti fisici lo considerano uno scandalo, io lo considero invece una grande cosa, perché l'effetto fotoelettrico è quello che permette di produrre 1 kilowatt a 38 centesimi, chiusa la parentesi. Quindi i mezzi per fronteggiarli ci sono, però naturalmente bisogna perseguirli in qualche maniera.
Gli investimenti richiesti sono cospicui, ma non enormi. Mi permetto di ricordare lo studio di Nicola Stern, che è diventato nostro socio 2 anni fa, direi, 2 anni fa, che è The Economics of Climate Change, in cui Nicola Stern ha fatto i conti di quanto ci costa il cambiamento climatico e di quanto ci costa investire per fronteggiare il cambiamento climatico. Quindi gli investimenti sono cospicui ma non enormi. D'altra parte, scusate, gli avvenimenti dell'ultimo anno ci fanno capire come forse era meglio non comprare tutto questo gas dalla Russia, scusatemi. Ok? Chiudo la parentesi. L'Italia, dico subito una cosa, dal 2015 non ha più aumentato la sua capacità di produrre energia elettrica rinnovabile. Dal 2005 al 2015 la quota di energia elettrica prodotta con le rinnovabili è passata dal 20% dell'idroelettrico al 36% attuale. Dal 2015 siamo rimasti al 36%. Perché? Ma perché non si è più investito in quelli che venivano chiamati incentivi inutili, incentivi di Stato. In realtà, dal mio punto di vista, erano invece degli investimenti sulla sicurezza energetica del Paese. Perché questa deve essere un'altra cosa fondamentale. Non è che noi ecologici è da molto tempo che predichiamo che ci sono un'enormità di co-benefici, la sicurezza energetica, l'inquinamento tradizionale, perché è chiaro che comunque si inquina di meno anche in termini di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, particolato, eccetera, eccetera, quindi miglioramento della salute. Chiudo la parentesi. Quindi è chiaro che le sfide ci sono, le sfide si sono acuite, però ribadisco, gli investimenti richiesti sono cospicui ma non enormi. Si possono affrontare. Però serve una volontà politica, difficile da trovare all'interno dei singoli paesi, come vediamo noi stessi, vediamo in Italia, vediamo in tanti altri paesi, vediamo in Europa, e ovviamente ancora di più a livello internazionale. Questo è un problema. Molti di questi problemi sono problemi globali, possono essere affrontati solo a livello internazionale e non è facile trovare un accordo. Vi ringrazio per l'attenzione.